Zoom Sardegna, la notizia nel particolare. Ben ritrovati a tutti gli amici in ascolto da Maria Luisa Secchi per un nuovo appuntamento dello Zoom Sardegna, curato come sempre alla parte tecnica da Fabio Figus, e andiamo ad occuparci dell'analisi presentata dalla Confartigianato Imprese Sardegna su dati Istat, Unioncamere, Infocamere e MIFAF relative all'ultimo anno, che riguardano le spese che le famiglie sarde affronteranno in occasione delle festività natalizie. Abbiamo per questo in collegamento telefonico il segretario della Confartigianato Sud Sardegna, Pierpaolo Spada, che intanto ringrazio per aver accolto il nostro invito. Grazie segretario. Grazie a voi. Cerchiamo di entrare più nei dettagli di questa analisi che avete condotto e presentato. Per Natale le famiglie sarde spenderanno circa 378 milioni di euro, che equivalgono a 60 milioni in più rispetto al consumo medio mensile, per acquistare prodotti di genere alimentare e bevande, come dicevo prima, in occasione delle feste. Intanto la prima domanda è: quali sono i generi alimentari, più gettonati? Sicuramente ci sono le eccellenze del food made in Sardinia, che sono le produzioni con i marchi europei DOP e IGP, cioè l'agnello di Sardegna, il carciofo spinoso di Sardegna, pecorino romano e pecorino sardo, olio extravergine di Sardegna, il fiore sardo, lo zafferano, il cururgione sdogliastra. Ma poi ce ne sono tantissimi altri prodotti che pur non avendo il marchio europeo comunque sono totalmente fatti in Sardegna con materie prime sarde, che aumentano nel gradimento dei consumatori, perché tra i consumatori sta aumentando anche la consapevolezza circa la genuinità e la positività di una scelta tutta sarda. Ecco, per quanto riguarda il settore agroalimentare, nell'isola è rappresentato da ben 3.579 imprese artigiane, quindi immagino che ci sia anche un gran numero di occupati in questo settore. Ma sì, sono circa 5.750 addetti nel settore, nel comparto. Come dicevo prima, aumentando il consumo, chiaramente anno dopo anno aumentano anche gli occupati. Diciamo che le statistiche parlano tra l'anno scorso e quest'anno di una leggerissima flessione, ma questo riguarda il numero di imprese, che non necessariamente rappresentano un fattore negativo, nel senso che magari sono molte le imprese che aumentano la strutturazione della loro interna e quindi aumentano il numero di occupati. Diciamo che quello è anche lo sforzo che noi stiamo facendo, cioè quello di aiutare le imprese a strutturarsi maggiormente, a lavorare in qualità. Quindi lavorare in qualità significa essere in grado di replicare la qualità dei prodotti secondo un disciplinare che ciascuna impresa si deve dare, anche quelle che non fanno parte della filiera DOP e IGP, che sono obbligate appunto per il mantenimento del marchio a rispettare determinati criteri di produzione, ma anche le altre imprese di trasformazione devono comunque imparare che lavorando in qualità, quindi dandosi un disciplinare che garantisca la replicabilità della qualità del prodotto, può aiutarle a aumentare il numero di unità prodotte e quindi una maggiore credibilità nella collocazione sul mercato. Ecco, poi andando ad analizzare anche altri aspetti dell'analisi che avete presentato, per esempio se andassimo a vedere un po' le abitudini dei consumatori, le abitudini di spesa, voi rilevate che durante le feste queste abitudini vengono modificate? Ma sì, diciamo che vengono modificate perché tutti noi, quando ci avviciniamo alle feste, diciamo che organizziamo le nostre sia i nostri pasti ma anche i nostri regali. Per esempio abbiamo notato che anno dopo anno aumenta la propensione dei consumatori sardi non solo a consumare di più, quindi ad avvicinarsi alle festività, organizzando anche i pasti delle feste, guardando con più favore ai prodotti sardi,
ma si sta anche aumentando la propensione del consumatore a regalare prodotti provenienti dall'agroalimentare. Ecco, questa è una cosa che noi naturalmente auspichiamo, cioè sappiamo che i prodotti sardi, se appartengono a una filiera controllata, sono anche molto sani, sono certamente più sani di quelli che non sono, di cui non siamo in grado di controllare la filiera di produzione. E quindi diciamo che lo sforzo deve essere quello anche di comunicare la maggiore genuinità dei prodotti sardi e quindi anche tutti i vantaggi in termini nutrizionali, in termini qualitativi possono arrivare dal consumo di questi alimenti. Quindi ecco, le festività natalizie che di per sé rappresentano un'occasione per aumentare il consumo di determinati prodotti alimentari, devono essere anche l'occasione per comunicare questi valori e il nostro sforzo è anche quello di accompagnare le imprese di trasformazione affinché siano in grado non solo di offrire dei prodotti di qualità, ma siano in grado anche di comunicarne il valore dal punto di vista proprio nutrizionale, dal punto di vista qualitativo. Ecco, segretario, un'altra domanda vorrei porle, un altro dato che emerge dalla vostra analisi, se volessimo scattare una fotografia invece a livello territoriale, quindi per intenderci delle ex province. Sì, diciamo che se parliamo di valore dei prodotti, così come risultano dalla nostra ricerca, quindi dalla ricerca che è stata fatta sulla base, come lei correttamente ha detto, delle statistiche, dei dati Istat disponibili, dei dati in camere, possiamo dire che questi circa 400 milioni di euro che verranno spesi in occasione delle festività natalizie hanno una visione territoriale di questo tipo, cioè Sassari e tutto il Nord Sardegna diciamo che avranno una spesa di circa 116 milioni, la provincia di Nuoro di 47 milioni, la provincia di Cagliari, o meglio la città metropolitana di 101 milioni, la provincia di Oristano di 36 milioni e il Sud Sardegna di 78 milioni. Chiaramente è una crescita notevole rispetto alle spese medie mensili che vengono effettuate per gli stessi prodotti e appunto tutti i discorsi che abbiamo fatto riguardano proprio la specialità di questo periodo e quindi l'occasione che questo periodo rappresenta per fare una meditazione anche sulle potenzialità che ancora abbiamo di crescita per questo settore, ed è su questo appunto che deve, a mio avviso, vertere la nostra attenzione e la nostra concentrazione anche come associazione di categoria, proprio per affiancarci alle imprese e aiutarli a rendere anche più stabile una produzione quantitativamente importante come quella che si può sviluppare in questo periodo. E allora noi siamo giunti alla conclusione della nostra intervista, io la ringrazio ancora per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie a tutti voi per averci seguito, con l'augurio di un buon proseguimento sulle nostre frequenze. Zoom Sardegna, la notizia nel particolare.